La 7, mancava solo la fascia capitano. Amici di Sportifili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati a Villa Sant'Alfonso a Palermo per la sfida tra Academy Panormus e Meridiana Etna, ritorno della semifinale del campionato regionale riservato agli allievi under 16, ultimo gradino verso l'obiettivo della finale, tanto per i palermitani di mister Lo Giudice quanto per i catanesi guidati da mister Signorelli. Dopo il primo round che si è concluso in terra etnea con il risultato di 1-1, risultato di 1-1 che consente alla formazione oggi in maglia aranciονera di puntare, perché no, anche al doppio risultato, considerando che in base al regolamento vigente potrebbe anche andare bene uno 0-0 ai ragazzi di mister Lo Giudice per approdare alla finalissima. In caso contrario naturalmente dipenderà tutto dal punteggio, chi vince ovviamente va in finale, poi vedremo anche le varie situazioni di parità che andremo a sciorinare durante la partita. Ma prima andiamo con la lettura delle formazioni, mentre come potete sentire alle nostre spalle c'è grande clima, grande tifo ovviamente in casa Panormus. Le formazioni con la squadra di casa che schiera Presti Giacomo in porta, poi col numero 2 La Motta, numero 3 Boatta, numero 4 Quattrocchi, numero 5 Porracchio, numero 6 Battagliano il capitano, numero 7 Cutrona, numero 8 Profeta, numero 9 Di Stefano, numero 10 D'Amico, numero 11 Fazio. Risponde la Meridiana Etna con Collicano in porta col numero 1, poi col numero 7 Cali, numero 10 Chiara, numero 18 Di Stefano, numero 29 Gueglie, numero 17 Marletta, numero 25 Lanzano, numero 30 Parco, numero 23 Sant'Onofrio, mentre inizia la partita chiude la formazione della Meridiana con il numero 11 Maimone e infine con il numero 14 Testa. Subito un tentativo intanto dalla distanza per la Meridiana, sono passati 8 secondi e c'è già un calcio d'angolo sul tentativo da parte di Parco che ha trovato evidentemente una deviazione. Il difensore dell'Academy, il tiro dalla bandierina battuto proprio da Parco, maglia numero 30 per lui. Affiancasse un compagno pronto eventualmente a battere col destro, ma sembra che sarà il numero 30 a eseguire la battuta col mancino, effetto a rientrare. C'è lo scambio corto con il cross che arriva, colpo di testa a mettere fuori, poi ancora insiste Parco per la Meridiana, pallone che arriva in area, bravo Presti Giacomo senza alcun problema, oggi Presti Giacomo preferito a Marchese tra i pali dell'Academy rispetto a quanto raccolto per esempio nel turno precedente contro il Belice Sport. Palla recuperata intanto dalla Meridiana che va alla conclusione, mancino, pallone sul fondo e tentativo pericoloso ancora di Parco dopo un minuto di gioco. Andrà dunque Presti Giacomo a battere. Naturalmente occhi di tutti in casa Academy Panormus puntati su Totò Di Stefano, giocatore da rendimento realizzativo importante, oltre che dalla presenza fisica sicuramente di un certo spessore. Ha recuperato palla Fazio, forse fermato col fallo per Profeta a terra, l'arbitro fischia
favore dell'Academy perché era rimasto a terra Profeta. Pronto a ricevere le cure dello staff dell'Academy Panormus, il numero 8 della squadra in maglia arancione, arbitro che ha fischiato e dovrebbe scodellare palla. Dai, noi siamo palermitani Per la Panormus. Noi siamo palermitani Palermitani Noi siamo contenta la palla Porracchio che la calcia addosso all'arbitro, arbitro che deve poi rimettere in gioco il pallone. Dai, Fede, stiamo concentrati. Una tonnina mi calcio, Porracchio Davanti Porracchio che dovrà ricevere la palla dal direttore di gara. Poi il lancio in avanti verso l'area di rigore, una spizzata di Fazio a cercare la conclusione, ma era in fuorigioco Cutrona. Occhio, sistema di fa. Occhio 4. Già battuto la Meridiana con la palla appena sbagliata da Sant'Onofrio, diventa buona per Di Stefano. Di Stefano la gioca sulla destra ma non trova compagni, poi subentra nell'azione Fazio. Attenzione al tentativo di Quattrocchi, messo in fallo laterale. E Academy che cerca subito di spingere con questo fallo laterale per la Motta. Movimento. La Motta con le mani, pallone che arriva dentro la di rigore, cambio rimessa, non eseguita perfettamente all'indirizzo di Mattaliano. Allora saranno gli Etnei in maglia verde a effettuare il fallo laterale. Andamento della partita non semplice, almeno all'andata, per la squadra di Lo Giudice, andata sotto nel punteggio, abile comunque nel cercare il pari che è arrivato con Imperato nella ripresa, mentre qui intanto c'è un fallo laterale a favore della squadra di casa con la Motta ancora. Palla a cercare Di Stefano, forse ha messo giù, l'arbitro non fischia, poi interviene di testa Porracchio, poi lancio da parte di Parco alla ricerca di Maimone, anticipato, poi controllo non perfetto. Il pallone lanciato in avanti, Di Stefano, sportellate con l'altro Di Stefano, l'arbitro fischia contro Totò Di Stefano. Duello tra omonimi, da una parte Totò Di Stefano, dall'altra Gioele Di Stefano, il numero 18, con Calì che è pronto a battere il calcio di punizione. Stanno esaurendo già i primi 5 minuti. Molto tattica la partita, si può risolvere veramente sul filo. Nato Calì, lungo, cercato Gueglie che viene anticipato, poi pallone che balla ancora al limite dell'area, interviene Boatta a mettere fuori, colpo di testa di Calì, poi forse con un braccio Fazio, l'arbitro fischia, punizione Meridiana, sempre con Calì alla battuta, guadagna qualche metro, anche perché il fallo di mano è arrivato praticamente sulla linea. Allora Calì può battere lungo a cercare ancora l'area avversaria, colpo di testa di Boatta, poi spizza Maimone, pallone che rimane al limite, Parco la prova a prolungare, non trova però compagni. E allora rimessa per l'Academy sul tentativo vano da parte di Lanzano. La Motta, la sponda di Fazio, poi bene in questo caso Profeta, lancio di Totò Di Stefano alla ricerca dei compagni al limite dell'area di rigore, in particolare fermato da Amico che poi guadagna, no, non guadagna calcio d'angolo, si riparte dal fondo, si riparte da Pollicano. Pallone subito giocato dall'estremo difensore della Meridiana con il lancio in avanti a cercare Parco, l'aggancio non è perfetto, arriva Gueglie, anticipato da Mattaliano, Gueglie che è rimasto a terra, Totò Di Stefano prova a tenerlo in campo, non ce la fa. Allora si ripartirà con le mani, ma prima c'è da sincerarsi delle condizioni di Saliu Gueglie. Si rialza il numero 29 della formazione catanese e fallo laterale che dovrebbe essere affidato all'Academy, sì, con il capitano Mattaliano che se ne va ad occupare.
Con le mani Davide Mattaliano, quasi tutta la Meridiana in area, a eccezione di Maimone. Sono invece in 3 in protezione della propria metà campo per mister Lo Giudice, direttore di gara che dirige il traffico nella di rigore. Poi Mattaliano in mezzo di Stefano Spizza, è una via di mezzo tra una sponda e un assist per Fazio, non trova nessuno delle due. Opportunità importante per l'Academy. La linea, guardalo, E Meridiana che rimette subito in gioco l'anticipo secco da parte di Boatta, fallo laterale per la squadra di mister Signorelli con Marletta. Cercato Gueye, poi Parco prova a inserirsi, ancora Parco sul lato destro dell'attacco, chiude bene Boatta, poi ultimo tocco proprio del numero 3 della formazione di casa. E poi cambio rimessa, ingenuità in questo caso da parte proprio di Marletta. Altra rimessa in avanti, colpo di testa da parte proprio di Testa, 4 occhi, prova a servire in avanti, ancora Testa a chiudere. Poi la giocata tra le linee da parte di Chiara che va lungo, troppo lungo per tutti se non per Porracchio, che appoggia di testa al suo portiere Prestigiacomo. Ricordiamo che chi vince vola in finale che si giocherà all'Ambiente Stadium di Camaro. Intanto buon pallone recuperato da Totò Di Stefano, affrontato e fermato dall'intervento di Lanzano. Poi si lotta alla peggio il numero 25 ospite che viene fermato col fallo dal 9 di casa. Allora punizione meridiana. Occhio, Samu le spalle. Ancora per Cali. La battuta tesa non trova compagni. In particolare in questo caso si era sganciato Lanzano. La Motta la gioca per il lancio da parte di Porracchio, a cercare D'Amico, colpo di testa di Calì, poi quello di Quattrocchi, di testa ancora Gueye, poi prova a mettere giù il pallone alla Meridiana, bravissimo qui Quattrocchi con la chiusura ai danni di Maimone. Ancora la squadra ospite che va a recuperare palla, cominciando da dietro con il lancio di testa allontanato da Mattaliano. E allora D'Amico prova a inserirsi, lo ferma Calì, poi ancora Testa a chiudere, recupera l'Academy con lo scarico indietro per Boatta, ancora più indietro per Prestigiacomo che con calma la gioca, decide di andare lungo cercando Di Stefano, scavalcato alla palla, interviene Calì, poi Gueye, finta di corpo, lascia perfettamente dalla Motta che poi lancia forse con troppa frenesia verso salvo Di Stefano, pallone recuperato dalla Meridiana. Lanzano in avanti, trova solo Mattaliano, poi la sponda di Maimone chiusa da Boatta, Cali sbuccia il pallone e allora D'Amico in avanti, cerca Di Stefano, chiude ancora Cali, nuovamente D'Amico ad arrivare. Il pallone in qualche modo viene allontanato, Maimone a lottare, perde però il duello con Mattaliano e può avanzare Academy con la palla per Totò Di Stefano, fuori gioco nel centravanti dell'Academy, 10,5 sul cronometro. Forza raga! La punizione è battuta come sempre da Cristiano Calì, cercata qui la sponda che arriva da parte di Lanzano, poi allontana la difesa dell'Academy, è Totò Di Stefano che la tiene, raddoppiato, fermato, rimessa Academy con l'intervento di Edoardo Simone Chiara, fallo laterale per la Motta, l'anticipo, poi subentra nell'azione quella palla che finisce fuori dopo l'intervento da parte di Profeta. La battuta in avanti di La Motta, intervento a chiudere di Calì, poi Gueye non controlla, arriva per primo Quattrocchi, Mattaliano se la sposta sul sinistro e lancia, cerca Di Stefano, anticipa Calì, fallo laterale in zona d'attacco per l'Academy, palla che potrebbe tranquillamente essere servita dentro l'area di rigore.
con Boatta che si incarica della battuta. 11:45 sul cronometro. Boatta va verso l'aria, cerca Mattaliano che colpisce di testa. Si è trovato praticamente la palla sulla fronte, palla che si perde fuori. Giglio, motore, Giglio! E Pollicano che gioca su Calì, lancio lungo di testa Porracchio, Quattrocchi non arriva, prova ad arrivare Fazio, anticipato dalla giocata di Chiara che ricomincia indietro da Pollicano. L'invio del portiere, colpo di testa sotto da Profeta, poi arriva la Motta, tirato giù, l'arbitro fischia in favore dell'Academy, il fallo commesso da Maimone, punizione Academy. Posizione interessante, sulla palla c'è Profeta. Profeta sistema il pallone. L'arbitro fischia, c'è le trattenute. C'è il fischio, la battuta di Profeta verso il centro dell'area di rigore, colpo di testa e palla che si perde fuori. Ci ha provato Cutrona molto vicino al bersaglio. Stretti la linea, 11 leoni, noi vogliamo 11 leoni, 11 Parte la Meridiana con il lancio in avanti, troppo lungo però Mattaliano scorta l'uscita di Prestigiacomo. Si trattava di Porracchio, del suo compagno di reparto. Fa salire i compagni Prestigiacomo. Battuta lunga a cercare Fazio che prova a prolungare, non ci riesce, ritrova il pallone, lo gioca sulla Motta, colpito. Ha cercato di giocare il pallone la Motta, poi palla in fallo laterale. Indicazioni energiche da parte di mister Signorelli intanto. La rimessa intanto per l'Academy, prova a guadagnare qualche metro la Motta che deve indietreggiare. Rimessa a cercare Fazio, lo scambio che si chiude bene, qui la Motta in dribbling, poi il lancio stoppato da Gueye. Rimessa ancora per l'Academy, qualche metro più avanti, sempre con la Motta. Fazio però lunga di testa, c'è Cutrona che può metterla in mezzo, c'è la sforbiciata di Di Stefano, non preciso, forse anche tolto il pallone alla disponibilità di Fazio che aveva più luce per lo specchio per calciare, ma intanto guadagna un'altra rimessa la squadra di Lo Giudice che adesso sta pressando da qualche minuto e Boatta andrà con la gittata lunga verso l'area avversaria. Poc'anzi è stato molto pericoloso con la sua touche lunga. Ancora Boatta che propone con la palla un po' più arcuata, colpo di testa a mettere fuori, arriva Quattrocchi, chiuso da Gueye. E dovrebbe essere rimessa sì per l'Academy Panormus. Battuta lunga intanto a cercare D'Amico, l'uscita di Pollicano e qui l'arbitro fischia fallo in attacco da parte di Andrea D'Amico. Decisione non corretta al 100% a mio parere, anche perché D'Amico ha preso posizione per colpire di testa, gli è arrivato incontro Pollicano e lo ha praticamente colpito. Purtroppo in certi casi, in certe circostanze, i direttori di gara danno ragione ai portieri a priori. Tra l'altro weekend che si preannuncia particolarmente intenso per tutto il team Panormus, per tutta la struttura Panormus, perché sabato Tomaselli di Caltanissetta giocherà l'Under 17 della finale regionale contro il Cus Palermo, partita che seguiremo ovviamente sul canale YouTube di Sportisili integralmente dal terreno di gioco, da dove abbiamo già raccontato tante situazioni, tanti momenti che hanno segnato un po' il 2023 del calcio regionale, su tutte la promozione, il ritorno immediato in Serie C del Catania e poi anche la finale thrilling dei playoff di promozione che alla fine ha premiato l'Aspra ai
danni dell'Accademia Trapani, tutto raccontato ovviamente con le nostre telecamere. Intanto riprende il gioco, si è ripreso anche D'Amico e torna in campo, quindi parità numerica subito ristabilita. La Motta calcia lontano, poi di testa Quattrocchi, cerca proprio D'Amico che prolunga di testa su Di Stefano, colpo di testa per cercare Quattrocchi, prova a passare, viene però chiuso da Gioele Di Stefano che mette il palo laterale, torna ad attaccare, ad aggredire l'Academy. Con Botta che dovrebbe andare con le mani ancora una volta verso l'area avversaria. Con le mani Botta per incontro d'amico, Botta va verso l'area, colpo di testa a mettere fuori, poi cercata la rovesciata da Cutrona, palla sopra la traversa. Ci ha provato in questo caso Luca Cutrona, oggi impiegato a centrocampo, giocatore in grado di svolgere varie fasi. Per esempio contro il Belice Sport ha giocato da terzino. Qui Fazio, fallo ai suoi danni, punizione. Ci avviciniamo intanto a metà del primo tempo, sta per scadere il 18° minuto. Mattariano sistema la palla, vedremo se calcerà verso la porta Davide Mattaliano. Riprende la rincorsa il capitano dell'Academy che fionda questa palla che diventa praticamente un tiro bloccato da Pollicano che lancia subito Lanzano che corre fermato da Quattrocchi. Meridiana che cerca adesso di accelerare con chiaro che va lungo. Lanzano preso in controtempo, rimessa per l'Academy Panormus con la Motta, battuta lunga, colpo di testa, poi interviene Lanzano, poi si scontrano in 4, la peggio qui Corracchio, direttore di gara che segna la rimessa all'Academy Panormus, ma scusate, segna la rimessa alla Meridiana. Con il Corracchio che ha subito un colpo, uno scontro con 4 giocatori. Si rialza Porracchio, rimessa Meridiana. Rimessa per il numero 25 Lanzano, palla che diventa buona per terra che scarica indietro, poi testa con il lancio, colpo di testa da parte di Porracchio che si è ripreso, allora Di Stefano con la sponda per Quattrocchi, controlla male Quattrocchi, si trascina la palla fuori e Lanzano che può andare con le mani, colpo di testa da parte di La Motta, poi rilancio ancora in avanti da parte di Parco. Gheie con la sponda, poi conclusione deviata da Gheie, conclusione di Maimone nettamente fuori. Altro semifinale in cui vige la regola dei gol in trasferta, dunque quindi con lo 0-0 passerebbe l'Academy, con 1-1 si andrebbe direttamente a calcio di rigore, quindi non tempi supplementari al termine degli 80. Qualsiasi altro pareggio che non sia 0-0 o 1-1 favorirebbe ovviamente la squadra di Mister Signorelli e naturalmente qualunque punteggio diverso dal pareggio favorirebbe la squadra vincente che andrebbe in finale. Ricordo ancora una volta all'Ambiente Stadium di Camargo. A giocarla Davide, se abbiamo possibilità di giocarla giochiamo. Punizione Academy intanto, superata la metà del primo tempo, 21 minuti 20 secondi, batte lungo Mattaliano verso l'area, tentativo di sponda di La Motta che però non riesce a indirizzare verso l'area, dovrebbe comunque essere fallo laterale, non rimessa dal fondo, quindi può
andare a pressare la squadra di Lo Giudice con questa rimessa di Lanzano, di testa Parco, poi di testa anche Maimone, controlla Gueye con l'appoggio per poi la corsa subito stoppata da parte di Santonocito, poi guadagna un fallo laterale Marletta. Qui c'è la sponda tentata ancora da Santonocito, poi pallone spazzato da Boatta, colpo di testa di Calì, rimessa Academy. Boatta lungo, si avvicina molto all'area, 4 occhi, controllo, palla sul sinistro, se la deve spostare, fermato dall'intervento di testa, fallo laterale ancora per l'Academy. Pallone lasciato a Boatta, che questa volta lo gioca corto, anticipando anche gli avversari. Pallone in mezzo di testa Fazio, sopra la traversa, non ha indirizzato bene questa volta Fazio, che era nel cuore dell'area di rigore e non è riuscito a indirizzare verso lo specchio. Allora Gianluca Pollicano alla battuta, l'arbitro fischia, ma evidentemente c'era qualcosa che non andava perché non si è ripartiti al fondo, bensì con una punizione per la Meridiana. A cercare adesso Maimone, l'anticipo di Maimone su presi gioco, poi cerca di indirizzare, non trova la porta. Maimone si è fatto un po' sorprendere qui la difesa dell'Academy con l'inserimento da parte di Mario Maimone. Mattaliano, occhio a questo pallone respinto da Gueye, Mattaliano poi la lascia uscire in fallo laterale, ora la rimessa verrà affidata a Boatta. Marco, stringi, Marco, stringi un poco. Rimessa a cercare Fazio, scavalcato, ma c'è stato fallo di Santonocito ai danni del numero 11 in maglia arancione. Punizione che verrà battuta proprio da Mattaliano. Marletta indietreggia tutta la Meridiana, eccezione di Maimone, e dunque andrà verso l'area il capitano dell'Academy Panormus. Pallone scodellato verso l'area di rigore, colpo di testa, poi l'uscita di Pollicano, aveva toccato Lanzano. Occhio dietro. Allora riparte dal fondo praticamente la Meridiana con questo giro palla perimetrale, alla fine guadagna palla Cutrona, D'Amico col lancio troppo lungo. Salvo, attacca la profondità prima, sa. Pollicano gioca su Calì, sventagliata, controllata dalla Motta, che però non gioca bene il pallone. Allora attenzione a Maimone, ancora la Motta, questa volta spazza in maniera quasi definitiva la palla chiara. Controllo di Santonocito non è perfetto, anche perché la palla non era facile da raggiungere, però ancora Meridiana in possesso con lo slalom di Marletta fermato di Stefano. Sponda per Fazio, arriva da dietro Chiara, commette fallo, calcio di punizione. L'ammonizione per Chiara. La punizione per l'Academy Panormus con Profeta che sistema la palla. Noi vogliamo questa vittoria! C'è un po' di traffico in area. Ci sono anche 2 in barriera per Pollicano, che non si fida evidentemente. Tanto barriera che sembra anche abbastanza vicina, arbitro che lascia andare e poi fischia. Profeta in mezzo, troppo corto per tutti, interviene a metter fuori Lanzano. La rimessa che però viene battuta male da Boatta, e allora palla alla Meridiana.
che va con Marletta. Parco, controllo, poi chiude D'Amico, ancora Parco a inseguire il pallone, il controllo di Chiara all'indietro, arriva Di Stefano che porta la palla all'avversario e viene anche lanciato da Fazio, ma è troppo lungo il servizio. Vai Salvo! Fin qui polveri bagnate per i due attacchi. Con la battuta di Pollicano non perfetta, scavalca tutti, Boatta decide di accontentarsi del fallo laterale dopo il mancato intervento di Marletta. Pollicano che si era già accorta al momento di calciare che non aveva battuto bene il rinvio. Chi invece continua a non battere bene le rimesse è Boatta, secondo cambio nel giro di un paio di minuti. Anzi, in realtà c'è stato un fallo, quindi probabilmente punizione per la squadra. Qui intanto lancio, ancora una volta mal calibrato su Di Stefano. Colpo di testa di Chiara, poi Maimone, l'appoggio a Marletta che prova a sfuggire, mette lungolina ancora su Maimone, chiude Profeta, poi Mattaliano d'esterno, cerca D'Amico che non trova la sponda, interviene Calì, poi ancora D'Amico sulla seconda palla, fermato da Parco e Marletta che gioca davanti, di testa Mattaliano. Profeta vince il contrasto, Fazio in scivolata, arriva Lanzano, il fallo però di Profeta, è giallo per Profeta. Profeta secondo ammonito della gara dopo Chiara, un giallo a testa. Vai coach, sulla intale! Oh! Attacchi ancora! Un piccione! Dobbiamo solo cantare! La battuta di Parco del calcio di punizione per la Meridiana. C'è il fischio. Parco calibra sul secondo palo, prova ad arrivare Guegliè, poi la Motta messo giù, l'arbitro lascia giocare e alla fine in qualche modo Profeta controlla il lancio. D'Amico la gira su Di Stefano che può andare in velocità, Di Stefano fermato, poi Santo Nocito, passa in mezzo a due, tocco per Marletta, testa col lancio verso Guegliè e verso Santo Nocito, non arriva nessuno dei due perché la palla è imprecisa. A lungo Boatta, di testa Di Stefano, poi D'Amico in mezzo a due, l'arbitro fischia il sandwich ai danni del numero 10 in maglia arancio. C'è la punizione sulla palla, questa volta Cutrone in mezzo, colpo di testa e alla fine Pollicano con l'uscita alta, lui che non è di certo un Marcantonio. Il rilancio controllato da Mattaliano, colpo di testa, ma c'era posizione di fuorigioco. Allora punizione per la Meridiana, ultimi 4 minuti in arrivo nel primo, anzi 9 minuti in arrivo nel primo tempo. Il controllo da parte di Lanzano, con la palla che si perde fuori. La battuta di Prestigiacomo, colpo di testa da parte di Marletta, poi Maimone fa sponda su Parco, pallone adesso lungo per Guegliè, controlla Guegliè che evita il primo intervento, poi chiusura di Profeta, calcio d'angolo
numero 2 per la Meridiana, che ne ha battuto uno praticamente dopo pochi secondi. Adesso un altro. Questa vittoria! Angolo di Marletta con la palla in mezzo. Il controllo di Lanzano, poi Gueye non riesce a far scudo per i compagni, allora allontana Profeta. Qui rischia qualcosa a testa da ultimo uomo, poi va al lancio, la palla si perde direttamente tra i piedi di Presi Giacomo, che va a rinvio. A vuoto Boatta, poi uno scontro che vede colpito duro Cutrona. Parco in profondità su Gueye, palla direttamente su Presi Giacomo, squadra sicuramente abituata a un campo più ampio, soprattutto velocisti come Gueye e come Maimone. Di testa Boatta, poi Gueye, prova ad arrivare Maimone, allontana Mattaliano. Il controllo da parte di Chiara, chiude Fazio. C'è la Motta che va alla battuta con le mani. Fazio fa sponda ancora sul suo terzino. Sempre la Motta affrontata col fallo. Calcio di punizione, Mattaliano sulla palla. Sotto l'incrocio! Il pallone dunque Mattaliano. Solito traffico sul secondo palo. C'è il fischio dell'arbitro. Mattaliano con la palla proprio sul secondo palo dove c'è Fazio, anticipato da Gueye, rimessa in zona d'attacco per l'Academy Panormus. Anzi, rimessa affidata alla Meridiana, quindi ultimo tocco evidentemente secondo l'arbitro di un giocatore in maglia arancione, e però cambio rimessa, sbaglia tutto Marletta. Un po' di confusione adesso, mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Con le mani Boatta, questa volta è buona la rimessa, cercato Mattaliano che prova a colpire, interviene Gueye. Poi controllo di La Motta che non si accontenta di far scendere la palla, vuole restare in attacco, poi questo cross sul quale arriva Pollicano. Il rinvio di Pollicano col colpo di testa, poi Maimone non può arrivare perché è chiuso dagli avversari. E Boatta va al rinvio. L'arbitro fischia in favore di Fazio, fallo di Sant'Onofrito, punizione 5 all'intervallo. Mattaliano andrà a battere c'è il fischio, Mattaliano sventaglia verso l'area, tutti scavalcati al pallone. Si ripartirà dal fondo con Pollicano. Riparte corto questa volta Pollicano, la battuta di Calì lunga, di testa La Motta. Poi Di Stefano la gira subito molto bene su Quattrocchi che corre, avanza Quattrocchi, fermato dall'intervento da parte di Chiara, D'Amico a pressare, la palla dunque rimane in area di rigore, conclusione da parte di Fazio che viene bloccata da Pollicano. A rinvio Pollicano, di testa La Motta, Di Stefano prova a passare in velocità il numero 9 dell'Academy che arriva sul fondo. Di Stefano propone in mezzo, D'Amico non riesce a correggere, protesta anche con l'arbitro, si gioca però, poi c'è il fallo, ma si continua a giocare, conclusione sopra la traversa, vicinissima al gol l'Academy Panormus.
Si rialza Cutrona. Vediamo se il direttore di gara, cosa ha segnato il direttore di gara. Il direttore di gara che è stato calcio di punizione all'Academy, quindi evidentemente ha parlato o comunque ha considerato l'azione non vantaggiosa per l'Academy. E allora punizione, allora attenzione a questa palla per Quattrocchi. 2,5 allo scadere del 40esimo. Quattrocchi che prende una rincorsa che non può non far pensare a un tiro. Fischia l'arbitro. Quattrocchi sul primo. 1-0 Academy. Il gol di Quattrocchi che beffa Pollicano sul primo palo. E allora si sblocca la partita qui a Villa Sant'Alfonso. In vantaggio i padroni di casa. Intanto un po' di tensione con Cutrona e con Calì, 2 numeri 7 in campo, protesta anche mister Signorelli. Le proteste anche di mister Signorelli per le modalità non molto d'accordo neanche il mister della Meridiana sull'assegnazione della punizione. Ma intanto il punteggio è cambiato già da quasi 2 minuti e avanti c'è la squadra di mister Lo Giudice. E adesso si complica ancora di più il piano dei ragazzi di Signorelli, che con un gol andrebbero ai calci di rigore, con 2 gol senza subirne ovviamente andrebbero in finale, ma anche subendone uno, o meglio pareggiando per 2-2. Però va detto, nel complesso vantaggio più che meritato per l'Academy Panormus quando siamo a meno di 30 secondi dalla fine del primo tempo. E Prestigiacomo fa salire compagni per la battuta e il rinvio. Prolunga la Motta allo scontro con Gueye, poi di testa Lanzano, di testa anche Quattrocchi, prolunga Profeta, mette giù Santonocito, ora Quattrocchi, in avanti su Di Stefano che prova ad andare, Di Stefano si defila, Di Stefano mette in mezzo, allontana Pollicano, ma ancora Di Stefano, altra conclusione di battuta, si rimane lì, alla fine allontana la difesa della Meridiana, scade il 40esimo, Profeta in mezzo a 2, non riesce a passare, la palla però esce. Rimessa per la Meridiana. Lanzano, palla in avanti, l'intervento di Maimone, poi chiude molto bene Porracchio, spazza l'Attaliano, punizione Meridiana. Non ho visto l'assegnazione del recupero, probabilmente 1 minuto oltre i 40, ma intanto occhio alla punizione sul pallone Calì. Calì, arriva anche Gueye, se ne va Calì e allora andrà probabilmente il 29 a calciare. Fischia l'arbitro, Gueye con lo schema eseguito per la conclusione di Calì, palla sopra la traversa, è scaduto il minuto di recupero già da qualche secondo. E allora andrà Prestigiacomo alla battuta, pallone che arriva dalle parti di Fazio, poi di testa Profeta che lotta, allontana Chiara, poi di testa la lotta col fallo secondo l'arbitro e col giallo per
il numero 2 le proteste, il cartellino in mano, richiama. Ha saltato più alto, non si è appoggiato. Capisci Entrambe le panchine in campo per le condizioni di Lanzano e di Lamotta. Si rialza non si è appoggiato, non ha usato le braccia, non l'ha toccato. arriva il giallo per Lamotta. Non è stato un fallo. Sul pallone si è portato Parco, quasi 3 minuti, oltre i 40. C'è il fischio. Parco verso l'area, prova ad arrivare Guagliè, arriva invece Boatta. Fa finire il primo tempo. 1-0 per l'Academy Panormus sulla Meridiana. Decide il calcio di punizione vincente da parte di Quattrocchi in questo momento a 40 minuti dalla fine del doppio confronto. Andrebbe in finale la squadra di Lo Giudice. Intanto ci fermiamo per qualche minuto per restate collegati, mentre qualche immagine dai campi targati sportivi. Restate con noi. Sei arrivato fin qui non per i chilometri percorsi dalla tua città o dal paese di provincia, ma dopo tutte le battaglie della stagione, non solo di quest'anno ma anche quelle del passato. Oggi è arrivato il momento di scrivere la storia. Amici di Sportivi Liceo da Salvo Tirati, benvenuti al Marco Tomaselli di Caltanissette, lo spareggio promozione per salire in eccellenza siciliana. Accademia Trapani Aspra, invece l'Aspra tanto tempo fa nell'85 giocò con l'Indomita di Palermo, conclusione al volo, il gol dell'Accademia, ha segnato Adolfo, 1-0 per i trapanesi, un rimpallo fortuito che ha premiato Federico Adolfo contro tutti i pronostici, contro la corazzata Aspra. L'Accademia passa avanti con Adolfo che raggiunge quota 30 con questa maglia. Costantino in mezzo, allontana Nolfo di testa, pallone recuperato da Santaguida, alza il sinistro sul fondo. Angelo D'Angelo, più di 10 anni in Serie D. Che filtrante per Azzara, il tiro al volo di stretta di Giuseppe. Murato subito, è ancora viva Azzara, punta Cammareri, pallone messo dentro, largo, il tiro di controbalzo di Barbera. Santaguida allarga, Tarantino finta il cross. Ancora Tarantino fino in fondo, riesce adesso Di Giuseppe di testa. D'Angelo, Santaguida prolunga, Graziano anticipato da Di Giuseppe, può correre Di Giuseppe contro Graziano, Graziano non lo ferma del tutto, Di Giuseppe in mezzo, largo, ce ne sono due, il tiro parato da Mistretta, il tentativo di Azzara. Stadio in cui ci troviamo oggi, campo neutro per l'Accademia. C'è questo tiro da parte di Cannavò, una punizione a favore dell'Aspra che adesso gira dalle parti di Azzara, punta gli avversari. Azzara, cross deviato, sta per arrivare a Barbera, Santaguida, c'è anche in zona Yoboa, pallone allargato, Santaguida, cross secondo palo verso Azzara di testa sul fondo. D'Angelo, Yoboa, guarda che c'è in area, gestisce perfettamente, non è entrato Clemente, dalla dietro, D'Angelo, profondo, occhio Mistretta, smanaccia in angolo. Si va con la battuta, pallone dentro, c'è il colpo di Di Giuseppe. Battuta di Azzara per Mistretta, centrale. Graziano verso la porta, Cassone, traversa di Graziano da centrocampo su punizione. D'Angelo
sventagliata profonda e regolare, area di rigore, non c'è nulla. L'Aspra tenta il tiro, Barbera si deve girare il destro alto per evitare la sconfitta, per evitare la sofferenza, la delusione dopo tutti gli sforzi fatti lungo la seconda parte di stagione. Colpo di testa di D'Angelo, sinistretta. Sale l'Accademia, Nieto, cross basso, occasione, la palla è lì, il tiro ancora, la ribattuta di Obuà, tutta regolare, sembrava un tocco con la mano con il braccio. Ultimi 10 secondi. Azzara, apertura, arriva dall'altro lato, la pressione dell'Accademia, palla in basso, il palo di Di Giuseppe, il gol in extremis di Giuseppe, 1-1 Aspra, si va ai supplementari, incredibile Tomaselli, assurdo, una tribuna gelata all'improvviso. Recupera l'Accademia, Cannavò, filtranti, salgono in due da quelle parti, Trapani tira tutto per Alessio Cannavò, limite dell'area, Cannavò, il tiro alto, la battuta lunga di Graziano, Cannavò, l'acrobazia di Cannavò, D'Agostino sfonda adesso, pallone verso l'interno, Clemente di prima, D'Agostino, l'aggancio, Barbera, la piazza, Azzara, palla al piede, allarga Di Giuseppe, c'è spazio, Di Giuseppe verso la porta Mistretta, allontana il Viva, Barbera calcia male, ma segna il gol dell'Aspra, 2-1, Mattia Barbera, ci ha provato tantissimo, il classe 2004 che rimonta la partita, può risultare sotto la curva dei tifosi gialloverdi. D'Angelo si è preso la fascia di capitano dopo l'uscita di Palazzo dal Campo, ancora D'Amico, vince il rimpallo, cross basso, dentro il tocco Mistretta, che occasione per Clemente, Parrinello deve stare attento perché c'è D'Agostino, ancora Agnello, cross profondo, colpo di testa fuori di Graziano, Parrinello, D'Angelo a rispondere di testa, Barbera, c'è una prateria lungo quella fascia, Azzara, sale Azzara, area di rigore, Azzara Mistretta, respinge, per sua fortuna Azzara poi finisce giù, la corsa di D'Amico, il passaggio per Clemente, spinta di Cammareri, cartellino rosso per Agnello, Clemente sale ancora, Clemente in mezzo a tre, pallone liberato, Parrinello, ma eccolo qui, il triplice fischio, l'Aspra per la prima volta nella sua storia sale in eccellenza siciliana, 2-1 dopo i tempi supplementari a Caltanissetta, onore, grandissimo onore a questa Accademia Trapani. Ricordare con tanta gioia, il risultato è uguale, 2-1, quindi in termini di paragone appunto è stata una bella emozione. Quest'anno è stata bellissima perché la partita insomma, è partita in salita per i nostri ragazzi ci ha creduto fino alla fine. Siamo felici per il presidente, per i tifosi, per i nostri familiari, per noi stessi che insomma subendo un tiro in porta ci trovavamo in svantaggio fino al 94esimo del secondo tempo. Una palla doveva essere rinviata lateralmente, invece è caduta centralmente, è stato bravo il loro attaccante a centrare un tiro molto angolato dove Casciano non ha potuto fare nulla. Però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo avuto tante palle gol, non entrava per bravura al loro portiere, però insomma siamo strafelici di aver centrato l'obiettivo che la società e il presidente si era prefissata e siamo contenti per i tanti tifosi a seguito che ci hanno tifato fino alla fine. Ad Aspra mi trovo molto bene, abbiamo fatto come dire, questa scelta col presidente, ci conosciamo da tanto tempo, sin dai tempi della seconda categoria, quindi è una società viva, giovane, ambiziosa, quindi ci godiamo questa giornata di festa e dopo 45 anni questa società si ritrova appunto in eccellenza. Mi sento emozionatissimo, diciamo che per me questo è stato un anno abbastanza difficile. Ho iniziato col Palermo, ho avuto dei momenti di difficoltà, adesso mi sto prendendo le mie soddisfazioni, mi sto prendendo le mie rivincite
Sono contento per la squadra, abbiamo lottato fino all'ultimo e ci abbiamo creduto veramente fino alla fine. Purtroppo il primo gol ai primi minuti ci ha destabilizzato mentalmente veramente molto, però siamo stati bravi, abbiamo avuto tante occasioni. Devo fare anche i complimenti alla squadra avversaria perché sono stati in grado comunque di mantenere la partita in maniera equilibrata, ecco. Anche il loro portiere è molto bravo, e poi giustamente nel calcio c'è anche un po' di fortuna, ci sta, quindi siamo stati fortunati e bravi a trovare il gol al 95esimo con Claudio e poi nel primo tempo supplementare altrettanto io a trovare il gol del raddoppio. Poi ovviamente è una gioia unica esultare sotto i tifosi, non ci siamo abituati noi, quindi a esultare sotto anche i genitori, gli amici, veramente bello. Quel gol ai primi minuti ci ha destabilizzato perché avremmo fatto totalmente un'altra partita. Per fortuna siamo riusciti a rimanere compatti, uniti, poi il mister ha fatto dei cambi, i cambi sono andati veramente bene a partire da Clemente, ad Amico, tutti, da Agostino, e poi con bravura e fortuna siamo riusciti a ottenere quello che meritiamo.
Torniamo anche con l'audio, problemi per circa 7 minuti e mezzo. Nel frattempo Di Stefano ha gonfiato la rete per il 2-0, l'avete potuta quantomeno vedere, ci scusiamo ovviamente per chi ci sta seguendo da casa. Per quanto riguarda l'assenza di audio, naturalmente ovviamente porremo rimedio anche quando parliamo di domattina, pubblicheremo anche gli highlights e le azioni salienti dell'incontro. 8 minuti 8 secondi nel corso della ripresa e dunque Academy che ha fatto un altro passettino in avanti verso l'accesso alla finale. Ma attenzione perché sta reagendo la Meridiana con la palla messa in mezzo da Maimone e la palla che viene intercettata e messa in fallo laterale per una rimessa già battuta dentro l'area verso Gueye. Il controllo di Santonocito che non calcia bene, poi Maimone da fermo colpisce in pieno un avversario. C'è Chiara che controlla, Chiara che calcia, palla fuori. Non ci sono stati grossi movimenti tra le due panchine. Tra l'altro ancora contestazioni da parte della panchina dell'Academy Panormus perché l'assistente lato Meridiana di fatto sta passeggiando da una parte all'altra del campo come se fosse un ulteriore assistente tecnico di mister Signorelli. Qui intanto palla in profondità ma c'è fuori gioco. Dicevo del gol del 2-0, ovviamente l'avete visto purtroppo senza il supporto audio ma con le immagini dalle riprese, con l'assist di D'Amico, con Di Stefano che si è girato in una frazione di secondo e ha girato verso la porta scagliando un tiro potentissimo che ha battuto Pollicano. Intanto c'è un fischio in favore di Gueye, punizione Meridiana che porta in panchina numero 3 Messino, numero 12 il secondo portiere Zammataro, poi numero 5 Rascuna, numero 22 Condorelli, numero 13 Pappalardo, numero 78 Crisafulli. Dall'altra parte in ordine rigorosamente numerico in panchina per l'Academy Marchese, Novara, Scalici, Cangemi, Giglio, Croce, Salerno, Imperato e Chinnici. Imperato che ha segnato un gol importantissimo all'andata, il gol dell'1-1 con cui si è chiusa la gara e con cui in un certo senso l'Academy si era procurata un mezzo vantaggio in previsione della gara di ritorno, vantaggio che tra altre cose è stato ovviamente rafforzato dalla squadra di Lo Giudice che qui evita guai su questo tentativo da parte di Lanzano. Tanto movimento soprattutto sulla panchina di casa. Con 3 giocatori mandati a scaldare da mister Lo Giudice, mentre se ne sono andati i primi 10 minuti e 50 secondi. 2-0, ricordo ancora una volta, gol di Quattrocchi su punizione nel primo tempo. Il raddoppio del solito Di Stefano, sempre più trascinatore dell'Academy. Intanto attenzione alla palla messa dentro, respinta, arriva Gueye, ma arriva soprattutto con la respinta Porracchio, poi ultimo tocco di un giocatore in maglia verde. Allora si riparte dal fondo, si riparte da Presti Giacomo. Presti Giacomo battuto un paio di minuti fa dalla conclusione di Parco, però l'arbitro che ha ravvisato il fuorigioco del numero 30 della Meridiana. Qui Gueye con l'intervento da parte di Scalici. Scalici è entrato al posto di Profeta che era già ammonito. Allora attenzione a Faccia che prova a calciare, non gira il suo destro, palla sul fondo. Il cambio che dunque per l'Academy c'è stato con l'ingresso di Scalici al posto di Profeta. Cambio che non ha cambiato nulla dal punto di vista tattico. C'è adesso Scalici nella linea mediana, mentre intanto Boatta protegge l'uscita del pallone in fallo laterale rimessa per l'Academy. Dai Andrei, dai il massimo Andrei. C'è il cambio prima per l'Academy, seconda sostituzione con l'ingresso di Cangemi. Esce Quattrocchi, autore dell'1-0, quindi cambia la mediana.
Dunque, secondo cambio è entrato Cangemi. Attenzione ad Amico in netta posizione di fuorigioco, poi calcia. E si guadagna l'ammonizione. Un secondo è passato! Pagliaccio! L'ammonizione gratuita per D'Amico. Esce proprio D'Amico intanto, sostituito dall'autore del gol dell'andata, ovvero sia Imperato. C'è cambio anche nella Meridiana. Esce Santonocito. Bravo, dai Simone! Dai Simone! L'ingresso di Condorelli, maglia numero 22, quindi primo cambio anche per mister Signorelli, 3 ne ha effettuati mister Lo Giudice. Vai Simone! Che ha cambiato due terzi di mediana, che adesso ha cambiato un pezzo del suo attacco. Qui subito Imperato con la palla recuperata, innesca Di Stefano che si imbola, Di Stefano! La parata di Pollicano ha sfiorato il match point qui Di Stefano. Subito sul pezzo Simone Imperato con la palla recuperata e con l'assist. Rocchi all'angolo, dovrebbe essere il primo per l'Academy Panormus. 2 ne ha battuti nel primo tempo la Meridiana. Si aspetta il pallone intanto. Pallone che arriva anche Cutrona per la battuta dalla bandierina per l'Academy Panormus. Battuta sul primo palo, Chiara allontana. Poi di testa prova ad arrivare, in effetti arriva Cangemi che poi prolunga. Boatta spazza via, non la fa uscire Lanzano che poi vince il rimpallo. Tocco per Gueye che prova a correre, Gueye trattenuto, si gioca perché non c'è stata trattenuta, la palla è uscita però dal lato lungo del campo e sarà rimessa Academy. Di Stefano, il controllo tirato giù, riesce comunque a girarla, l'arbitro lascia giocare. Qui la giocata con l'intervento di Cutrona in fallo laterale. Prezioso qui Cutrona con l'anticipo, colpo di testa intanto di Maimone, colpo di testa anche da parte di Scalici e poi Porracchio col tocco per Prestigiacomo che calcia subito. Di Stefano. Il contrasto, l'arbitro vede un tocco col braccio dell'autore del 2-0. La battuta della punizione, cercato Maimone, chiude Mattaliano, poi ottimo recupero ancora di Cutrona. Boatta, pressato, palla fuori, rimessa Meridiana. Ma prima a terra Mattaliano. Oh! Sto io in porta! Io in porta! Faccio Si riprende con la rimessa battuta da testa, appoggio di Chiara pressato da Fazio e allora Lanzano, lancio lungo di testa Mattariano che si è ripreso anche se continua a toccarsi i polpacci. Bravo Boatta che vola, poi Cutrona cerca Di Stefano, lo trova. Imperato prova a prolungare di testa, poteva anche metterla giù, un po' troppo frenesi in questo caso. Bravo Porracchio qui, poi sbaglia la mossa. Allora Gueye con la corsa, Gueye, l'uscita da parte di Prestigiacomo. l'ultima azione andiamo a Poi Prestigiacomo
una merda, mister! La mette fuori, intanto attenzione. Vergognati! C'è un po' di tensione tra i due tecnici. Un po' di tensione tra i due tecnici, non sembra esserci molta voglia di placare gli animi, con l'assistente di mister Signorelli che ha detto anche qualcosa di troppo. Qui intanto attenzione perché c'è stato un contatto davanti alla panchina della Meridiana. Vediamo se il direttore di gara ha visto, perché c'è un giocatore dell'Academy Panormus a terra. Partita che sta prendendo una piega sicuramente non bella. Direttore di gara che ha in mano, credo un fischietto in realtà, non un cartellino, sì. Nessun provvedimento disciplinare. Tutto è partito perché mister Lo Giudice aveva chiesto di mettere la palla fuori per effettuare il cambio, visto che Mattaliano non ce la fa più, e infatti entra Novara al suo posto. La richiesta di cambio che è stata ignorata probabilmente dalla panchina ospite, e lì anche le scaramucce tra tecnici e tra assistenti allenatori. Qui subito in partita Novara perché attacca la Meridiana, anche se qui recupera un buon pallone Fazio. La girata su Cutrona che è diventato capitano, colpo di testa da parte di Lanzano. Poi cerca di correre Marletta, il quale non la tiene. Allora Boatta per Di Stefano, il controllo, cerca di portare a spasso il pallone, viene fermato. Ancora Cutrona a lottare su tutti i palloni, fallo di Maimone e punizione Academy Panormus. Superata l'ora di gioco, che significa superata alla metà del secondo tempo, ancora 20 minuti più recupero per l'Academy per mantenere il vantaggio, per la Meridiana per sperare in un clamoroso ribaltone, ma intanto attenzione al colpo di testa, poi allontana in qualche modo Testa, mette giù Marletta che ha un po' di difficoltà, viene pressato da Imperato, di testa poi ancora, poi c'è forse un fallo su Cutrona, l'arbitro lascia giocare. Cutrona evidentemente agganciato, l'arbitro non fischia per contatto con Testa. Colpo di testa poi da parte di Maimone, ancora scontri, prova ad avvantaggiarsene senza grosso successo un altro nuovo ingresso, ovvero sia Rascuna, che guadagna fallo laterale. Colpo di testa di Gueye, prova a prendere posizione e ci riesce in qualche modo Parco, poi contatto su Cutrona che rimane a terra. Attenzione qui alla giocata al limite per Condorelli che scarica indietro. La palla giocata al limite, Chiara sarà sposta sul sinistro, serie di finte, l'intervento, poi conclusione. La parte di testa è sicuramente e rinvio dal fondo per Presti Giacomo. Il rinvio per Presti Giacomo che fa salire i compagni. Intanto continuano i dialoghi tra le due panchine. Non riesce a prolungare Fazio, arriva comunque Imperato che non controlla, poi vince un paio di rimpalle, alla fine alla meglio Fazio fermato. Cagem. Boatta ancora per il suo numero 15 che la gioca su Imperato, fermato ancora. Marletta riesce a giocarla su Chiara che converge. Ancora la giocata del 10 che prova a accelerare, servizio lungo per Gueye. Non aggancia il 29. E palla che si perde fuori. Qui la prima accelerazione della partita di Edoardo Simone Chiara, che però non ha trovato il lancio per Gueye. E allora Presti Giacomo con la battuta che arriva a centrocampo, prolunga molto bene qui Scalici.
poi di testa Parco, ancora Scalici per Di Stefano, posizione regolare, fermato dall'intervento di Lanzano, poi la palla a campanile di Cutrona, l'uscita di Pollicano che non rischia, mette i pugni, palla in fallo laterale. Rimessa per Boatta, che sicuramente proporrà in mezzo. Lungo verso l'area di rigore, serie di spinte, poi la palla rimane lì, viene allontanata, arriva il primo Cangemi che ripropone di testa, altra spizzata, alla fine allontana la difesa della Meridiana 2 volte con l'intervento di Rascuna, rimessa Academy con la Motta. Di Stefano cerca la giocata col tacco volante, non gli riesce, poi la pressione di Imperato, il tocco indietro e alla fine Imperato recupera, va Imperato, palla per Di Stefano, controllo a seguire, lo capisce Pollicano, ancora però una buona giocata, in pressione, in recupero palla da parte del nuovo partner d'attacco di Di Stefano. Intanto Maimone non trova la porta. Davanti l'uomo. Adesso sembra quasi proporsi con un 3-5-2 lo giudice, mentre intanto l'arbitro lascia giocare. Maimone cerca di servire Gueglia, non ci riesce, Cutrona passa, il tocco per Fazio che però inizia anche a essere un po' stanco, allora Meridiana che prova ad uscire, qui chiara con la giocata, rimessa Academy. Rimessa lunga, ci arriva Di Stefano, poi Imperato la fa scendere, gran giocata che però non si trasforma in auto assist per andare verso la porta. Qui intanto il tacco da parte di Condorelli, l'uscita di Prestigiacomo che l'aspetta lì e poi si piega su se stesso e sulla palla per poi andare al rilancio. Imperato con la sponda, prova ad arrivare Di Stefano che è in posizione regolare, si ferma Di Stefano, crampi sicuramente per lui. Cangemi, conclusione, radente l'erba che si perde fuori. Intanto è l'ora di croce e allora va fuori Di Stefano. Prima però gli dà una mano Marletta. Esce dunque Di Stefano. Anche oggi ha timbrato il cartellino il centravanti dell'Academy che esce zoppicando, crampi per lui. Al suo posto Lorenzo Croce, il suo backup naturale, che si becca il 5 di mister Lo Giudice. Anche dall'altra parte c'è un cambio con l'ingresso di Messina e l'uscita dal campo di testa, quindi entra il 3 al posto del 14. 26 minuti 35 secondi giocati, quindi 13 e mezzo più recupero e 2-0 per l'Academy. Decidono 4 occhi nel primo tempo e Di Stefano nella ripresa. Colpo di testa di Novara, poi prolunga Scalici, arriva in anticipo Chiara, poi tocco per la corsa di Marletta, stoppato subito da Cangemi, poi subito Croce nel vivo del gioco. Imperato controlla a seguire, si muove Croce ma si muove anche Messina che mette in fallo laterale. Pallone Boatta, all'ennesimo fallo laterale della sua partita. Palla dentro l'area di rigore, colpo di testa, poi allontana Messina, ma si rimane di là per un altro fallo laterale in zona d'attacco per l'Academy. Academy che ha ancora 2 possibilità dalla panchina. Qui il controllo di Croce che poi fa sponda di testa, pallone che poi diventa buono per il cross di Scalici, fermato, arriva Cutrona, chiuso.
C'è la palla calciata in avanti da Lanzano, ma non ci sono rifornimenti offensivi per la Meridiana. E allora attenzione perché attacca Scalici. Fazio perde il pallone, decisamente stanco l'11 di Mister Lo Giudice. Buono qui il recupero e la palla messa fuori da Novara in fallo laterale. Una delle ultime occasioni per la Meridiana per rimettere in piedi la partita. Intanto problemi di crampi, credo per Cutrona. Le due squadre hanno speso tutte tanto. Tanto qui lamentele dalla panchina della Meridiana perché a loro dire Cutrona doveva uscire dopo essersi fatto dare una mano dai compagni avversari, ma non essendo intervenuta la panchina non doveva lasciare il campo. Quindi giusta interpretazione arbitrale. Parco sinistro, devia in calcio d'angolo Prestigiacomo, non secondo l'arbitro, però si riparte dal fondo. Ammonissilo! Cioccolatino! E giochi in protesta! E dunque si riparte con Prestigiacomo. Va Novara a prendersi la palla, probabilmente sarà lui a calciare dal fondo, anche per avere una gittata un po' più lunga. Battuta che però risulta corta e tesa. Interviene Fazio, nuovamente Novara che calcia lontano, cerca Croce, c'è un colpo di testa, forse c'è un fallo, sì, fallo di Scalici, punizione per la Meridiana. Parco, tocco largo per Messina, la palla messa fuori. 10, molto! Rimessa per la Meridiana, occhio qui a Novara contro Maimone. Ha rischiato tantissimo qui il numero 13 dell'Academy, che ha guadagnato anche rimessa. Le proteste di Maimone forse anche in parte giustificate. Intanto con le mani Boatta, controllo che non riesce a Imperato. Poi Imperato va a pressare su Chiara, recupera anche palla. Fazio anticipato da Marletta, ancora Imperato con la giocata d'energia a mettere la palla in fallo laterale. Messina può andare con le mani, allontana qui Cangemi, addosso a un compagno. Imperato non riesce a uscire, l'arbitro lascia correre. Allora attenzione qui alla giocata in cespica sul terreno di gioco Rascuna. Attenzione a Gueye, tenta lo strappo Gueye, mette il cross deviato, allontanato poi da Porracchio in fallo laterale. Ultimi 9 minuti di partita, pallone messo in mezzo di testa Maimone con deviazione e con la palla bloccato da Prestigiacomo. Non vogliamo! Prestigiacomo lungo, supera il centrocampo, supera anche la linea laterale. Tocco di Cutrona che arriva una frazione di secondo oltre. E allora andrà con le mani Rascuna. Gueye si libera, forse con un fallo di Cutrona si continua a giocare per la palla messa fuori. Rimessa Meridiana. Cali pressato da Croce, cerca di tenerla, arriva Imperato ma Cali riesce ad uscire a lanciare lungo, colpo di testa di Porracchio. Poi il pallone di Fazio, chiude bene Messina. Cali vince un rimpallo, poi arriva Scalici che lancia in avanti, troppo lungo. Poi ancora Fazio con la sponda di Croce per il tentativo di Imperato sul fondo. Può andare Pollicano a rinviare. Energie sempre più al lumicino per entrambe le squadre. Meridiana che ci prova più con la forza e la disperazione che non con reale costrutto. Qui Boatta calcia lontano, colpo di testa tentato da Scalici che pelotta con Parco, alla meglio quest'ultimo. Interviene la Motta che poi sbaglia ma calcia addosso a Rascuna, guadagna una preziosissima
rimessa laterale. Kangemi, tocco per Boatta che allarga, prova a tenerla giù di testa, poi lo ferma Marletta, a sua volta fermato da Imperato, fallo laterale, fa passare qualche secondo la squadra di Lo Giudice, con Messina che va con le mani. Poi il contrasto con Maimone che per un attimo la meglio, poi Chiara passa, fermato ancora, si lotta, Marletta cerca di passare, in qualche modo passa, poi lo fermano e allora può andare Scalici che non riesce però a farla passare, allora Porracchio si affida a Prestigiacomo, il controllo in qualche modo di Calì, poi Boatta passa e serve croce, scambio che non si chiude però, e allora può avanzare Rascuna con la palla lunga, troppo lunga per tutti tranne che per Prestigiacomo che la mette giù. Indicazioni di mister Lo Giudice per Croce, mentre c'è il colpo di testa di Calì, prova ad arrivare senza successo Scalici, poi c'è il tocco largo per Lanzano che corre a sinistra, fionda in avanti, controllo di Maimone per l'avanzata tentata da Condorelli che viene fermato. Cutrone è scivolata, poi prova a correre Croce, cerca di tenerla in campo, non ce la fa. Tanto cambia mister Signorelli, esce Marletta con l'ingresso in campo di Crisafulli, maglia numero 79 per lui, 78 scusate, con una rimessa per la Meridiana. Tanto guadagna qualche metro di troppo qui Lanzano, poi il lancio di Calì, Boatta allontana, poi il controllo per Chiara che cerca di liberarsi, ancora costretto ad andare per vie perimetrali il numero 10 ospite, Parco in mezzo a 3, maglia Lancioni, prova anche lui a liberarsi, non ci riesce, poi servizio largo a sinistra proprio per la corsa, tentata ancora da Chiara che va sul fondo, prova a mettere in mezzo il pallone, salvataggio sulla linea, poi Messina calcia fuori, esultano i ragazzi della Academy perché hanno evitato il possibile 2-1. Va a prendersi palla Prestigiacomo, ultimi 4 minuti in arrivo con Novara che può andare al rinvio, questa volta riesce a calciare lontano, il controllo che non riesce a Croce, poi Imperato anticipato dall'intervento di Lanzano, poi la sponda di Condorelli, arriva Gueye prova ad andare sulla corsa, poi sterza su Cutrona, tocco per Parco costretto ad indietreggiare da Scalici, l'arbitro premia forse oltre misura il numero 30 ospite, punizione già battuta dalla Meridiana con Gueye, il tocco per vie centrali, arriva in anticipo ma viene fermato Lanzano, allora palla lanciata in avanti, prova a correre Imperato per dar fastidio ai difensori avversari, arriva Pollicano però con il lancio e col fuorigioco da parte di Condorelli. Punizione Meridiana, non è d'accordo per usare un eufemismo mister Signorelli, punizione per la squadra di casa con la battuta lunga di Porracchio, colpo di testa di Lanzano dove c'è Kangemi, Cutrona poi con l'entrata in ritardo di Condorelli, solo giallo. Eccolo fuori! Giallo per Condorelli che è entrato in ritardo su Cutrona, non so fino a che punto potesse ambire a prendere la palla il numero 22 ospite che finisce a sua volta nel taccuino dei cattivi, secondo in casa Meridiana dopo Chiara, dall'altra parte gialli ne sono arrivati per Profeta e per D'Amico, oltre che per Quattrocchi.
Intanto battuta lunga, colpo di testa a mettere fuori, poi Fazio al volo, la parata, poi prova ad arrivare Imperato, ma era fuori gioco. Resta però la grande occasione creata da Fazio a 2 minuti dallo scadere dell'80°, poi solo recupero, ma il tempo stringe per la Meridiana e si avvicina anche il traguardo per l'Academy. Controllo intanto da parte di Crisafulli, fermato, c'è forse per un fallo? Sì, c'è il fallo guadagnato dal solito Fazio. Punizione Academy Panormus, 90 secondi allo scadere degli 80. E Porracchi per battere questa punizione, per fare le serie di compagni e per far passare altro tempo. Porracchio calcia lungo, allontana Calì, poi alza questo pallone Cangemi, fuori gioco di Croce. Punizione Meridiana con Parco che la gioca subito. Lanzano, palla lunga, Gueye con la sponda, cercato Condorelli, anticipato da Novara. Imperato prova a farla passare, interviene Messina, sperava nel liscio dell'avversario il numero 19 dell'Academy, che ora si deve difendere con Chiara che avanza, grande chiusura da parte di Cangemi, poi torna ancora il 10 ospite Parco, il lancio per Gueye, colpo di testa di Gueye, arriva Presti Giacomo che se la prende e si accartoccia. 25 secondi all'80°. Teniamo la segnalazione del recupero, il direttore che guarda il cronometro. Colpo di testa che prova a favorire Imperato, interviene Messina, poi Croce non trova la porta, direttore di gara che alza la mano. 5 minuti di recupero, ancora 300 secondi per le speranze della Meridiana, 300 secondi di attesa e di denti stretti per l'Academy. Qui la giocata di Maimone, allontana per un attimo Cangemi, poi Crisafulli prova a lottare, la tiene, il servizio per due centrali, ancora Meridiana che attacca con Chiara, si è persa anche una scarpa da parte di Cangemi che con una scarpa sola ferma Chiara in fallo laterale e poi lo zittisce. L'arbitro fa giocare con Cangemi con una scarpa sola. Boatta arriva però anche Condorelli che la tiene. Condorelli fermato da Boatta. E sarà fallo laterale per la Meridiana. Adesso finalmente può sistemare lo scarpino sinistro Cangemi. Rimessa per Messina verso l'area, cerca la girata Calì che si è fatto anche male, poi serie di rimpalli, arriva prima Scalisi, fallo di Parco, punizione Academy e se n'è andato 1 minuto e 20 secondi, mancano 3:40 alla fine. Novara fa salire i compagni, cerca una sponda, poi batte lungo verso Croce che in qualche modo la tocca ma non riesce a gestirla. Allora Parco in avanti, chiude la Motta e poi la palla messa fuori, rimessa per la squadra di casa. Con le mani Cutrona, poi Croce, prova a tenerla, forse è spinto, guadagna un altro fallo laterale, tempo che scorre, poi si libera con un fallo Scalici. Si lamenta ma è tutto inutile perché l'arbitro ha già fischiato e allora punizione per la squadra di Signorelli che ha poco meno di 3 minuti per imbastire una rimonta che più passa il tempo e più sarebbe clamorosa. Boatta allontana, la palla rimbalza dalle parti di Calì, poi Messina, controllo e lancio di testa Fazio, poi ancora Calì che cerca di portare sul pallone in avanti dove c'è Novara che però non allontana in maniera definitiva e allora attenzione a Maimone che forse colpisce Crisafulli. Sì, si riparte dal fondo, se n'è andato metà del recupero. Adesso l'Academy Panormus vede lo striscione del traguardo
e vede soprattutto gli avversari a distanza. Ricordiamo, finale si giocherà all'Ambiente Stadium di Camaro, in quello con traguardo importantissimo per questo gruppo. E a proposito di finale, a proposito di Panormus, ricordo l'appuntamento di sabato ore 17 al Tomaselli di Caltanissetta per la finale regionale Under 17 tra Panormus e Cus Palermo. Intanto attenzione alla giocata con la chiusura da parte di Cutrona, che può andare in contropiede. 3 contro 2 per l'Academy, chiude Messina e poi calcia Calì, cerca Maimone, lo trova e Maimone la tiene in campo. Converge Maimone, ha la palla sul sinistro, colpisce il palo e poi Crisafulli non riesce a ribadire. E forse su questa giocata si spengono le speranze della Meridiana. Anche un po' di sfortuna per la squadra ospite, mentre prepara l'ultimo cambio mister Lo Giudice, spia della riserva ormai accesa fissa per Fazio, che se ne va e lascia il posto a Chinnici. Giocato veramente sul filo della stanchezza per tutto il secondo tempo il numero 11, solita prova di generosità dentro Nicolò Chinnici per questi ultimi secondi di partita. Con Imperato che si abbassa a centrocampo, qui a vuoto Calì, Messina la deve inseguire, la scorta però per Pollicano, che è costretto a giocarla con i piedi fuori dall'area. Il rilancio, poi in qualche modo l'intervento di Imperato non la tiene in campo, rimessa per la Meridiana. Messina con le mani, ultimi secondi, ne mancano 15 allo scadere dell'85esimo. Calcia lontano Chinnici, poi Pollicano la calcia subito in avanti, ma ormai il tempo è scaduto. C'è questa sforbiciata da parte di Porracchio per la palla vecchiera che controlla al limite dell'area destro, ribattuto da Novara. Si gioca ancora, Boatta allontana, palla messa fuori, altra rimessa per la Meridiana, che comunque vuole uscire dal campo con l'onore delle armi. Maimone costretto ad indietreggiare qualche metro per battere. Ora la rimessa di Maimone verso l'area di rigore, pallone allontanato ed è finita! Non c'è più tempo. Academy Panormus in finale del campionato regionale allievi Under 16, battuta la Meridiana Etna con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Quattrocchi su punizione nel primo tempo e di Di Stefano con una giocata alla Di Stefano in avvio di secondo tempo. E adesso mister Lo Giudice e i suoi ragazzi potranno andare all'Ambiente Stadium di Camaro per andarsi a prendere il titolo regionale di categoria. Si spengono in semifinale i sogni della Meridiana Etna, che ci ha provato fino alla fine a tenere quantomeno aperta la partita, e l'immagine sicuramente più bella di questa partita è quella dei due tecnici e le due panchine che si stringono la mano e si salutano dopo questa partita anche vissuta sul filo della tensione. Ma adesso è il momento della festa per l'Academy Panormus, che dunque vola all'ultimo atto del campionato regionale di categoria riservato ai ragazzi nati nel 2007. Scopriremo chi andrà all'atto conclusivo a sfidare i ragazzi di mister Lo Giudice, ma intanto nel ricordarvi che vi dicevo vi ricordo più che altro di seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, oltre a iscrivervi al canale YouTube di Sportistica. Intanto la dedica Dai Buba! per Buba, questo è per te, Buba! Dai Buba, grande assente di questa partita, un infortunio alla spalla grave che gli ha negato di far parte della spedizione, ma sicuramente avrà visto la partita con noi, avrà esultato ai gol dei suoi compagni. Adesso li seguirà in finale
Nel ricordarvi dunque, ancora una volta minuto e punteggio, e soprattutto Academy Panormus 2, Meridiana Etna 0 e Squadra di Mistero Giudice che passa in finale del campionato regionale Alleva Under 16. Vi ricordo ancora una volta di seguirci sui profili social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, di iscrivervi al canale YouTube per non perdervi neanche un contenuto e soprattutto di seguire il sito www.sportisili.it per non perdervi neanche una notizia sullo sport siciliano a 360 gradi. Da Francesco Cammuta qui da Villa Sant'Alfonso è tutto. Alla